L'istituzione del monumento naturale per il Colle di San Casto e Cassio di Sora al centro di un incontro tenutosi sabato 18 luglio a Sora e che ha visto il consigliere regionale del Lazio Loreto Marcelli insieme al presidente della Commissione regionale ambiente del Lazio Valerio Novelli, al sindaco di Sora Roberto De Donatis ed alcuni esperti e conoscitori dell'area ad alto valore naturalistico salire insieme verso la Rocca Sorella per rendersi conto effettivamente delle necessità del sito di importanza archeologica e naturalistica. Scaleremo la collina di San Casto, che è arrivata all'attenzione del Consiglio regionale con una nostra interrogazione mia e firmata, sottoscritta dal Presidente della Commissione Ambiente Valerio Novelli, che è qui con noi oggi, e poi portata all'ordine del giorno, quindi al bilancio a gennaio, e quindi è stata approvata la proposta di istituzione del monumento naturale della collina di San Casto. Siamo anche con l'amministrazione comunale, con il sindaco De Donatis che salirà con noi, insieme anche a, chiamiamoli gli esperti che abbiamo voluto questa mattina con noi, faticheranno anche loro insieme a noi per creare il focus vero, quello tecnico, persone che si sono sempre interessate del castello, della sua storia, delle fortificazioni, della Rava Rossa, delle edicole ormai che risalgono a prima di Roma. Abbiamo tanto oggi da vedere, loro ci faranno da cicerone e punteremo i fari su questa collina nella speranza che presto divenga monumento naturale della collina di San Casto e Cassio. Diciamo che oltre il tracciolino adesso andiamo a vedere quest'altra meravigliosa bellezza naturale, stimolato diciamo, dal collega Marcelli in commissione, vedremo anche di portare questo monumento naturale per dargli più tutela possibile e anche per dargli una sorta di valorizzazione. Diciamo che in questa legislatura vi è un animo particolarmente ambientalista, in quanto abbiamo già approvato 4 piani di assetto dei parchi, ma soprattutto anche l'istituzione di 4 monumenti naturali. Speriamo che il tracciolino sarà il quinto e il castello di Sora magari il sesto, perché no? Anche l'amministrazione comunale della città di Sora ha accolto con favore l'iniziativa del consigliere Marcelli, con l'auspicio che da questo incontro possano giungere aiuti per la sistemazione dell'area. Un'iniziativa che noi sposiamo e che in un certo senso auspichiamo che abbia un seguito anche in termini di finanziamenti, perché in realtà il vero problema della nostra Rocca Sorella, che domina la pianura della città di Sora, un territorio straordinario, meraviglioso. Questa piramide naturale ha bisogno di fondi per innanzitutto il restauro conservativo del castello, della rocca. Abbiamo bisogno di una fascia tagliafuoco proprio per evitare incendi che possano in qualche modo compromettere ulteriormente la staticità del reperto archeologico, e abbiamo bisogno di valorizzare il circuito murario che ha tratti ancora presenti, sia delle mura volsche, delle mura angioine e anche delle mura federiciane. E chiaramente per essere valorizzata deve in qualche modo tornare ad una possibilità di fruizione in sicurezza attraverso le opere che devono per l'appunto avere un sostegno economico e finanziario che mi auguro che la Regione e anche il Ministero, quindi gli enti sovracomunali, siano sensibilizzati a questo anche con iniziative come quella che facciamo oggi. Nella città di Sora molti sono gli interessati alla tutela e valorizzazione dell'area del castello e che hanno accolto con favore l'iniziativa del consigliere Marcelli, con la speranza che l'istituzione del monumento naturale possa portare interventi concreti per l'area dall'evidente importanza naturale e di forte richiamo per la propria bellezza. Ormai ci battiamo da decenni perché il castello venga salvato. È una priorità, non solo perché per noi è una questione identitaria, ma anche perché è un monumento di grande valenza e quindi va sicuramente salvaguardato. È il nostro dovere passarlo alle generazioni future, cercare di conservarlo al meglio, anzi, se fosse possibile, perché no, restaurarlo e metterlo in condizioni di poter essere fruito completamente dalla popolazione, ma anche da chi viene da fuori, perché purtroppo la difficoltà è sempre quella, la scalata, come diceva lei, che poi per noi è una passeggiata, ma per chi viene da fuori è una vera e propria scalata che rende difficile la visita. Speriamo che si possa arrivare a definire
qualcosa di utile per la città e per il futuro dei nostri giovani.